Il gruppo T-Vision sbarca in Istria. Il notiziario del Friuli Venezia Giulia prodotto da Free, una delle emittenti del gruppo, sarà infatti visibile a partire dal lunedì prossimo sul canale croato TV Istra. Da anni una delle televisioni più affermate in Croazia. Una vera e propria televisione senza frontiere, una nuova sfida per il gruppo televisivo leader dell'informazione nel nord-est. Superiamo i confini del Friuli Venezia Giulia, sbarchiamo in Istria a bordo del più importante gruppo editoriale attraverso la televisione Istra TV, che trasmetterà per la prima volta in assoluto un telegiornale in lingua italiana a uso e consumo della popolazione istriana. Il notiziario raggiungerà così tutte le case della minoranza italiana in Istria e a Fiume. Per la Croazia, che entrerà nell'Unione Europea nel 2013, si tratta del primo caso di collaborazione televisiva internazionale. Sicuramente questo ci riavvicinerà, allora pensiamo che dopo l'entrata in Unione Europea sarà anche più facile lavorare insieme, che i nostri telespettatori sono anche i vostri, allora si vive uni dopo l'altri, bisogna lavorare insieme. Una vera e propria sinergia quella messa in campo dalle due emittenti. Sui canali di T-Vision sarà possibile ammirare alcuni documentari che racconteranno in italiano le bellezze culturali e turistiche della vicina Istria. Questo è un primo passo che facciamo come editori verso un'integrazione che avverrà comunque l'anno prossimo, anno nel quale la Croazia entrerà in Comunità Europea.